Sono un centinaio e sono arrivati oggi in pullman a Marghera. Sono un'altra tranche dei 700 profughi destinati al Veneto. Di questi 121 sono destinati al veneziano e sono, secondo una nota della prefettura, stati presi in carico da strutture che già ospitano migranti. Nemmeno il tempo di sistemare un gruppo di profughi, che ne arriva un altro, mentre allo stesso tempo si deve trovare il modo di ricollocare i migranti che avevano trovato sistemazione. È il caso dei 36 immigrati ospitati nella colonia Morosini del Lido. La colonia deve prepararsi per ospitare i ragazzi quest'estate e i profughi tra lunedì e martedì dovranno andarsene. Ma dove? Sul tavolo ci sono 4 ipotesi, compresa quella di Trivignano. I comuni sono in fibrillazione, aspettano l'incontro in prefettura a Venezia per lunedì. C'è chi ha deciso però un'azione forte, simbolica. È il caso del sindaco di Vigo d'Arzare, comune del Padovano, che ha deciso di dimettersi. Le dimissioni dovute al fatto di essere stati scavalcati come autorità cittadina completamente dalla prefettura senza essere stati avvisati e senza avere alcuna informazione relativa alla dislocazione dei profughi. Una decisione che ottiene il sostegno e la solidarietà di Giovanni Battista Mestriner, sindaco di Scorzè, che a sua volta dice: se verranno inviati i profughi a Scorzè ci sarà la massima protesta. Per il sindaco di Musile di Piave, Gianluca Forcolini, il sindaco di Vigo d'Arzare ha sbagliato. Le sue dimissioni, spiega, lasciano, dice, campo libero alla prefettura di fare quello che vuole con la nomina di un commissario. I profughi, conclude, vanno aiutati nel loro paese. Alvise Maniero, sindaco di Mira, si dice sorpreso dalla decisione di dimettersi. Per quanto li riguarda, il suo comune ha raggiunto il massimo della saturazione, sono già un'ottantina i profughi accolti. Maria Rosa Pavanello, sindaco di Milano e presidente dell'ANCI, comprende l'esasperazione e il segnale di protesta del primo cittadino, ma i problemi sono altri, sui comuni è scaricato tutto, i bilanci sono all'osso, ci sono altre emergenze a cui rispondere.